omnia immunda immundis, munda mundis. Con queste parole, murate sulla porta di Casa Malipiero nel 1933, inizia la nostra visita guidata a questa casa che abitualmente è chiusa al pubblico. Gianfrancesco Malipiero nasce a Venezia nel 1882. Il padre era un pianista e un direttore di orchestra, mentre il nonno paterno era un compositore molto apprezzato da Gioacchino Rossini. La vita di Malipiero si divide, soprattutto nei primi anni, tra Venezia, Torino, Vienna. All'età di 17 anni ritorna a vivere stabilmente a Venezia, dove fa i suoi studi presso l'Istituto Beato Marcello e poi inizierà anche la sua carriera di studioso delle opere di Monteverdi presso la Biblioteca Marciana. Gianfrancesco Malipiero è noto per essere stato un compositore molto prolifico e spesso e volentieri fu lui stesso a disconoscere le proprie opere. Ad esempio, nel 1913 a Parigi ebbe l'occasione di ascoltare un'opera di Stravinsky e ne fu folgorato, e questo fece sì che lui stesso criticò la sua opera fino a quel tempo. Una delle opere maggiormente care a Malipiero e a questa terra sono i poemi asolani, composti nel 1916, quando qui ad Asolo passarono i soldati che si stavano preparando per la prima guerra mondiale. I poemi sono 3 opere in musica che raccontano appunto di questi soldati che partono speranzosi per la guerra. Ricordano anche nel primo atto un episodio che accadde il giorno prima di Ognissanti, quando Malipiero, salito sui colli, vide tutti i cimiteri del territorio con le luci accese appunto per la festa dei santi. Gianfrancesco Malipiero amava moltissimo gli animali e i critici d'arte che venivano spesso a trovarlo qui ad Asolo raccontavano un po' della vita particolare che faceva. Infatti Malipiero mangiava con gli animali sul tavolo, e non solo, quando morivano questi venivano sepolti all'interno del giardino, e infatti camminando all'interno di questo ampio parco si trovano numerose tombe, soprattutto di gatti e di cani, ma in realtà sappiamo dagli storici che lui possedeva anche 2 gufi, aveva delle capre, porcellini d'India, conigli, galline, un po' di tutto. La signora di compagnia della famiglia ricorda inoltre che quando cercavano di togliere le ragnatele per pulire, Malipiero si arrabbiava molto perché diceva che i ragni avevano fatto molta fatica a costruire quelle case e che era un peccato distruggergliele. Tra i vari autori con cui ha lavorato Malipiero c'è Luigi Pirandello. La loro conoscenza parte nel 1918, ma iniziarono a collaborare solamente nel 1932. In realtà va detto che Malipiero era abbastanza poco convinto, perché Pirandello era molto riservato. Nel 1934 a Roma viene messa in scena la favola del figlio cambiato, appunto basata su un'opera di Pirandello. Degli oppositori a Gianfrancesco Malipiero si organizzarono e crearono una protesta alla prima di quest'opera. Il risultato fu che venne pesantemente criticato e Benito Mussolini fece togliere l'opera dopo la prima. Pirandello rimase molto colpito da questa critica pesante e decise di non lavorare più con Malipiero e di non mettere più in musica le sue opere. Malipiero amava molto le essenze arboree, amava molto gli alberi. Il suo giardino infatti era pieno di piante che lui portava dai suoi viaggi e che curava personalmente, e anche con la scelta dei mobili era molto accurato. Conosceva molto bene gli stili dei mobili veneziani e quindi si fece fare un mobilio dedicato alla casa e ordinato pezzo per pezzo. Qui vediamo alcuni di questi mobili. In realtà alcuni di questi non sono originali di Malipiero, perché la terza moglie, che continuò a vivere in questa casa fino al 1994, vendette alcuni dei mobili di Malipiero e li sostituì con alcuni meno pregiati. Questa era la stanza del rame, così la chiamava Gianfrancesco Malipiero, che era un grande collezionista. Collezionava opere soprattutto del Medioevo e del Rinascimento, però gli piaceva anche tutta l'oggettistica in metallo,
come pentole, pentoloni, pinze e vari strumenti anche chirurgici che in metallo, e li stipava dentro questa stanza. Purtroppo, ancora quando era in vita Gianfrancesco Malipiero, ci furono dei furti, in uno dei quali hanno rubato tutto questo materiale. Questa è la tomba di Gianfrancesco Malipiero e delle ultime due sue mogli. La prima è sepolta a Crespano del Grappa, mentre la seconda, l'inglese Anna Wright e Giulietta Oliveri, originaria di Venezia, sono sepolte in questa piccola cripta assieme al maestro. Oltre al maestro, qui fuori abbiamo le tombe dei suoi cani, mentre vicino alla casa abbiamo le tombe dei gatti. Ci sono anche riempiegati dei pezzi architettonici più antichi che evidentemente il Malipiero fece portare in questo luogo. Malipiero morì nel 1973 al Cafoncello di Treviso, all'età di 91 anni, per vecchiaia. Malipiero è stato un importantissimo compositore che però ebbe la sfortuna di essere stato più apprezzato all'estero che in Italia. Addirittura all'estero viene considerato il miglior compositore dopo la morte di Verdi.